Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un cordiale saluto a tutti voi qui convenuti per celebrare la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della nostra comunità parrocchiale. Siamo qui per incontrare il Signore Gesù veramente, realmente. Egli ci dona la sua parola, che è lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino. Ci dona se stesso, morto e risorto, vita e risurrezione nostra. Per celebrare meno indegnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, Tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, Tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, Tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo, o Padre, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Fa che la Tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia
a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero.
e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Eccoci qui, convenuti a celebrare i Santi Apostoli Pietro e Paolo, i due apostoli che la tradizione più antica della Chiesa ha chiamato le due colonne della fede, della Chiesa. Pietro e Paolo uniti nell'annuncio dell'unica fede, che hanno testimoniato anche con il loro martirio. Pietro e Paolo, patroni della nostra comunità parrocchiale, ai quali chiediamo di pregare per noi perché siamo confermati nella fede, quella fede che loro hanno testimoniato. Loro, Pietro e Paolo, hanno visto ciò che hanno predicato, e ciò che hanno visto e hanno predicato l'hanno testimoniato con il sangue del loro martirio. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci porta a Gerusalemme dopo la Pentecoste, agli inizi della Chiesa. È la prima comunità cristiana, è la Chiesa delle origini, che ha come capo naturalmente l'Apostolo Pietro. L'Apostolo viene fatto arrestare da Erode Antipa, dal re Erode Antipa, viene messo in carcere sotto forte custodia in attesa del processo, di un processo dall'esito scontato, la condanna e la morte. Ma ecco che la Chiesa
La Chiesa prega incessantemente per lui. Abbiamo qui l'immagine forse più bella che noi possiamo avere della Chiesa, la Chiesa tutta in preghiera, in questo caso in preghiera per l'Apostolo Pietro. Con la condanna, con la carcerazione, l'Apostolo Pietro inizia un itinerario, una strada che è già stata tracciata dal suo Maestro, il Signore Gesù. L'ultima tappa di questa strada di Pietro, l'ultimo processo, l'ultima condanna e il martirio si consumeranno più tardi quando egli sarà venuto a Roma. La seconda lettura è riservata all'Apostolo Paolo, è tratta dalla seconda lettera che l'Apostolo ha scritto quando ormai era il tramonto dei suoi giorni al discepolo Timoteo. In questa lettera l'Apostolo Paolo testimonia la sua fede e la fedeltà alla missione che egli ha ricevuto. Il nostro brano è considerato il testamento spirituale dell'Apostolo Paolo. Dal carcere, egli, ormai sentendo vicino il tramonto dei suoi giorni, egli scrive all'Apostolo e fa come un bilancio di tutta la sua vita, in 3 affermazioni. Dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ho combattuto la buona battaglia, la battaglia quella veramente buona, quella per la fede e per il Signore, nel Signore Gesù. Nella lettera precedente, la prima allo stesso apostolo, al discepolo Timoteo, aveva detto, raccomandato: combatti la buona battaglia nella fede e con retta coscienza. In questa lettera l'Apostolo anche professa la sua speranza. La sua speranza dice ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. La speranza di Paolo è la nostra grande speranza cristiana. Il brano evangelico ci ha parlato nella prima parte della professione di fede che l'Apostolo Pietro fa anche a nome degli altri riguardando a Gesù di Nazaret. E la risposta di Gesù, la promessa di conferire il primato, suo vicario nella terra, a Pietro, una funzione che poi si prolunga nei successori di Pietro. L'Apostolo Pietro è stato testimone e in un certo senso spesso anche protagonista, naturalmente accanto a Gesù, protagonista delle vicende più importanti della missione terrena di Gesù. Sarebbe troppo lungo ripercorrerne il racconto. Ci basti semplicemente dire che l'Apostolo Pietro è stato il primo testimone ufficiale della risurrezione del Signore Gesù. E poi, dopo, prima dell'ascensione al cielo di Gesù, Gesù gli conferisce, mantiene quella promessa che gli aveva fatto e lo costituisce suo vicario in terra. Suo vicario in terra. Dopo l'ascensione del Signore e dopo la Pentecoste, come abbiamo sentito nella prima lettura, l'Apostolo Pietro è appunto a Gerusalemme a capo della Chiesa nascente,
e una Chiesa nascente che prima all'inizio ha in sé cristiani provenienti dall'ebraismo, ma ben presto si aggiungono cristiani provenienti da altre nazionalità, da altre etnie, e l'Apostolo Pietro, con la sua autorità, è il primo, apre le porte della Chiesa anche ai non ebrei, anche a tutte le genti. Poi viene a Roma e con la sua venuta a Roma il centro, il cuore della cristianità si sposta da Gerusalemme a Roma. Questo brano evangelico proposto a noi questa sera è parola di Dio qui attuale per noi. Gesù si rivolge quindi anche a noi con quella domanda: ma voi chi dite che io sia? Ebbene, in questa solennità dei due apostoli Pietro e Paolo noi siamo invitati da questo brano evangelico a fare nostra quella professione di fede che è stata proclamata dall'Apostolo Pietro riguardo a Gesù. Tu Gesù di Nazaret, sei il Cristo, cioè sei il Messia atteso da secoli, sei il Figlio del Dio vivente. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dai morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, nostri patroni, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo e per la nostra comunità. Preghiamo insieme e diciamo: accresci la nostra fede, Signore. Accresci la nostra fede, o Signore. Signore, hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro. Proteggi il nostro Papa Francesco e fa che tutto il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, o Signore. Signore, hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza.
Ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, o Signore. Signore, tu che vuoi il bene di tutta l'umanità, trova il modo di convertire i cuori dei governanti, affinché facciano cessare le numerose guerre presenti nei diversi continenti e diventino operatori di pace, edificando un mondo dove tutti possono trovare accoglienza e la possibilità di una vita dignitosa. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Signore, la nostra comunità si affida ai santi patroni Pietro e Paolo. Per la loro intercessione accompagnala sempre nell'esperienza di incontrarti e di vivere nella fraternità. Sorreggila nei momenti di fatica e rendila capace di testimoniare con le opere la fede in te. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Signore, per l'intercessione dei nostri santi patroni, ti chiediamo di non abbandonare le persone che sono nella sofferenza per malattia, cattiveria umana, violenza, guerra, abbandono e disagi di vario genere. Dona loro la forza di non disperare e il conforto di tanti fratelli e sorelle. Noi ti preghiamo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo, nostri patroni. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo, e di vivere da fratelli e sorelle. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Il Signore
santo dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i santi apostoli Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pastore di Galilea, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno edificato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa
diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A Dio nostro Padre, che ha dimostrato il suo amore verso di noi nel fatto che Cristo è morto per noi, rivolgiamo la nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di svolgere una parola e io sono salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Fa che viviamo nella tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare, saldi nel tuo amore, un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni, con l'esempio dell'Apostolo, a condurre Cristo ai fratelli. Amen. Dio, Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Prima del canto finale, un ringraziamento a Don Mosè per la sua presenza, il suo ritorno dopo anche a distanza di anni ha accettato di presiedere questa Eucaristia. Noi lo ringraziamo già per il servizio fatto a suo tempo e lo ringraziamo anche per questa presenza. E adesso facciamo anche così, un po' in modo ufficiale, un saluto a Suor Carmelita che lascia la nostra comunità, veramente lascia la Casa Mater Dei che è nella nostra parrocchia e quindi è anche nostra parrocchiana, ma non solo, è stata quella che ha guidato per tanti anni la comunità di Casa Mater Dei, ma è stata anche una presenza molto apprezzata, stimata, considerata nella nostra parrocchia. Ha speso del tempo anche per noi, non solo per quella grande realtà che è la Casa Mater Dei. Noi la vogliamo ringraziare, vogliamo augurare anche un buon ministero, un buon servizio dove la Superiora la destinerà o l'ha già destinata. La invitiamo sempre comunque, visto che non è molto lontana da questo luogo, di essere ancora presente con la sua presenza, con la sua opera in mezzo a noi. Un piccolo pensiero da essere dato anche con le parole che gli accompagnerà questo pensiero. Fermi, qua.
volevo solo aggiungere che ormai quando si salutano suore, frati, preti, il più delle volte si saluta persone che lasciano dei buchi che rimangono tali, perché non c'è più nessuno che ricopre quel servizio. Ancora a casa Mater Dei sarà servita ancora dalla presenza di qualche suora, ma sappiamo bene che è una presenza sembra un po' più affannosa, se non altro per questione anagrafica, di quelle suore che ancora poche ci sono. Vogliamo pregare in modo particolare per le vocazioni. La difficoltà di sostituire Suor Carmelita, le suore in una realtà come la casa Mater Dei, si capisce subito, perché c'è chi dedica il tempo, la vita a un servizio e che giustamente fa il suo lavoro. Non è la stessa cosa. Nel dovuto rispetto di chi lavora e di chi fa un servizio diverso. Ecco, tanto per dire. Quindi auguro a Suor Carmelita ogni bene dove andrà, le auguriamo a Suor che non sappiamo chi, che verrà a sostituirla, a Suor che c'è già, Suor Irma, io qui nomi, Suor Irma che ha già preso servizio, ecco, e auguriamo che possano rimanere ancora tanti anni e svolgere un buon servizio presso la casa Mater Dei. Ne abbiamo bisogno tutti, non solo la nostra comunità, questo nostro mondo di queste case che accolgono queste mamme, questi bimbi in difficoltà. Grazie Suor Carmelita e tanti auguri di ogni bene. Poi, questo tra virgolette è un po' così il saluto, diciamo, ufficiale, ma avremo modo anche presso l'oratorio a salutare e anche a ringraziare Suor Carmelita anche attraverso quel piccolo spettacolo che le ali estese faranno per tutti noi, anche per ringraziare Suor Carmelita. Mi avete preso proprio di sorpresa. Sì, devo dire proprio così. Davanti al Signore non posso che dire grazie. Grazie a questa comunità, a Don Silvano, a questa comunità, a ciascuno di voi, a iniziare dai più piccoli a chi è già avanti con gli anni, come me d'altronde, ecco, un grande grazie, perché la presenza di tutti voi è stata una ricchezza per me. E quindi che Dio vi benedica, io porto nel mio cuore e nella preghiera quotidiana, vorrei dire proprio, questa comunità che è fatta di persone, ecco. E allora tutte le persone che fanno parte di questa comunità presenti e anche gli assenti, anche coloro che non ci sono, ma che sono parte di questa comunità. Io vi affiderò il Signore, perché Lui sa i vostri bisogni, le vostre attese, le vostre speranze, i vostri dolori, le vostre gioie, conosce tutto, e chi più di Lui sa come intervenire nelle vostre vite, nelle vostre famiglie e nei vostri cuori. Ancora un grazie di questi presenti che veramente mi lasciano un po' così stupita e sorpresa, ma siate certi del mio ricordo al Signore per voi. Grazie. E vi rinnovo l'invito adesso a trasferirci in oratorio, dove ci sarà la benedizione della nuova immagine della Beata Vergine Maria nella grotta, e poi un momento conviviale, anche un ulteriore saluto con un intrattenimento a Suor Carmelita. Grazie soprattutto per quelli che hanno preparato, curato anche questo momento, animato la Santa Messa. Il Signore ci benedica tutti e vi ringrazio nuovamente.